sui giovani della sanità per investire sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è lo slogan gridato a gran voce nelle piazze italiane da giovani medici e specializzandi, preoccupati per il proprio futuro e per il diritto alla salute di tutti i cittadini. Abbiamo voluto farci sentire in ogni grande ateneo del paese e anche a Roma con 5.000 studenti specializzandi e già medici per dire no alla riduzione del diritto alla salute e sì invece ad un'istruzione più adeguata, sì ad una formazione, perché io non vorrei mai essere curato da un medico che non è formato. Precise sono le richieste poste alle istituzioni cittadine, sindaco e viceprefetto, al fine di sensibilizzarne l'attenzione facendosene portavoce agli organi di governo competente, ovvero l'implemento della voce di spesa relativa ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale e la garanzia di un numero minimo di 5.000 contratti per l'anno accademico in corso e per i successivi. La situazione adesso è che a Padova abbiamo più o meno 700 borse e rischiano di diventare più o meno 350 le borse che rimarranno a Padova. A livello nazionale, a fronte di un aumento di studenti da 7.000 a 10.000 negli ultimi anni, non c'è stato un aumento delle conseguenti borse di studio. Considerando che la borsa di studio per la specialità a noi è fondamentale perché se no non possiamo andare a lavorare come dei medici, possiamo fare solo delle sostituzioni, allora non si capisce come mai il governo, a fronte di un aumento degli studenti, abbia una riduzione delle borse di studio.